Mandi Furlan. Stasera non è un quesito. Furlan sì o Furlan no? E se di tabaia che sta lenghe o ese di la fa mandarla in via di estensione. Ha un significato tabaia Furlan o no? È un po' il dilemma che potrebbe venire fuori ai Grecs che hanno una storia estremamente lunga e si chatta di fronte all'inglese o italiani che hanno una storia che è recente e si chatta di fronte all'inglese. Hanno deciso se alle mie fa studiare fruzza inglese piuttosto che l'italiano, piuttosto che una lingua locale o una lingua antica. Le lingue antiche non sono tante amate dalle perché e svelin sia segreti ma io svelin a mezzi. Di conseguenza, se che resta un percorso storico che si può utilizzare per imparare le storie, ma non storie come che varesi di essi studiate, le storie che fin come è state contate di cui che hanno vinto le varie guerre e di cui che l'ha dominata una determinata realtà. Proviamo a capirsi. Alla fine, se conviene al fa, conviene a studiare una lingua che è conosciuta, che è imparata in casa, che è condotta una serie di problematiche per rendere un po' più omogenea, anche se non si va resi di fare, o bisogna cercare di studiare una lingua come l'inglese. In realtà è lecito pensare a una di roba del genere, però contemporaneamente si viene a non scoprire se che è sotto una lingua come il Furlan. Il Furlan ha una particolarità estremamente interessante, è una lingua che si è formata in maniera isolata in una zona che era dividuta da aghi di una banda da montagne di Cheatre e dal mare di Cheatre, per cui si sta isolati. Non dove si sta isolati, non si sta vittime di un cambiamento linguistico come che si vorrebbe fare e questo è estremamente curioso per imparare se che le da da storia e da evoluzione dell'inglese, perché se uno si mette a studiare l'inglese sarà sicuramente differente dall'inglese che si insegnava 30 anni fa. Difatti, certi formis non sono più disegni in uso, anzi vengono reputati un po' pesanti. Di conseguenza bisogna cambiare stile, bisogna cambiare mood di essi. No, non è come l'inglese da Inghilterra, perché quando si va in giro per il mondo, l'inglese ha tanti tipos, tanti pronunci, tanti molti primis differenze che vanno al loro estremo. Ad esempio, per dire squalit, in Australia si dice piss elegant, che è urina elegante, che di sicuramente hai a vonde squalide. Questo non vuol dire che non possiamo studiare l'inglese e corri da ora evoluzione, ma se che succederà è il fatto che si perde un po' di che è le strategie per si di capire che bisogna studiare, perché uno dice di studiare l'inglese per capire il mondo, in realtà come con le rode che è in alta alle di che bande di che io sul video contrario ai video su YouTube è possibile schizzare i sottotitoli e i sottotitoli si può anche fare traduzioni in italiano da lingue più disparate, non tutti andano le funzioni, ma buona parte andano le funzioni. E questo significa che se uno la voglia di capire se dice un indonesiano, al può fare che robe lì. È chiaro che su certi robe si sono anche da fregatori, ad esempio come qui che promuove tecnologie di facile applicazione con dei desk che danno intendi che si pongono in faccia, so io, energia in maniera perpetua e sono video fake che vanno a colpire da int che anche mo non dà ben chiaro se che sono le resa fisiche, per cui si viene a scoviarsi che tanti video se sono da fregatori, però contemporaneamente si può capire
se che lì su che è dall'Indonesia che fa su un video di quel genere lì e si può criticare o si può comunque imparare che strade lì è una strada da farlo che per cui non di seguire. Un al di si onda dei fioi o di fare studiare non può perdere tempo a studiare le Furlan. In realtà il Furlan al plate una matrice all'interno di se stessa che è le prime che è state studiate a livello internazionale, per cui se uno dice che fra tutti i lingue che sono stati studiati che ha subito un'analisi matematica per arrivare a capire quale è il zero linguistica nel Furlan. In che condizioni sa chi col zero linguistica, qui che ha conosce il Furlan e ha ha imparato queste meccaniche, contemporaneamente a scoviarsi una roba stupenda. Ovvero che praticamente si c'attiene di fronte a una lingua che è facile di scomporre e grazie al zero che si arriva a scomporre al massimo questa lingua si arriva a ricostruire che altre lingue, partendo di una comunicazione che è totalmente descrittiva. Cioè se io dico me chi, lo dico a una persona che mi domanda dove seto e dove seto io lo sento con le orecchie, per cui un giapponese dirà Mimi. E chi sta lì estremamente curioso, cioè me chi, io so chi. Allora, chi che l'ha dato il nome a che parla dal quarto, chi un stesso giapponese a dirà ha, che significa fa assieme, na, fare busis, fa busis assieme, e che è il nas, hana è il nas. Contemporaneamente il Furlan lo ha in maniera massiva e anzi estremamente facilmente riconoscibile perché non si è misturato in maniera importante con altre lingue. È un po' che può succedere col sardo, che non altri sono disinsanti sardagnolo, però parlo in cazzi che sono sardagnoli perché chiamano così il mus. E chi non permette di capire dove ci passare, per cui se io dico che sta là, o dice stelle in lingue celtiche, vuol dire che le stelle, che balline che sta là, e i composti di doperaulis. Ste, per cui non superficie essere, non è praticamente una superficie, le mitude tal weight, queste robe che imparaia, le grande essere, a grandi distanze sai, per cui si c'attiene in condizione di capire che le stelle è praticamente che sta là, ma da evoluzione da parole e dice che non dà una superficie. Sta significa non muovisi in un certo senso, sta ferme, anche se dopo le stelle se seguissi una rotazione che viene studiata in astronomia e ogni anno praticamente l'unica che resta più o meno concentrata è il osservatore. Tornando a Noatris, Ottachina capì che le parole sono veramente tante che si scompongono in che maniera qui, anzi si può dire che le tutte vocabolari per intero, fur par fur. Ogni singola parola che Noatris disin può essere scomposta da frase che le ha prodotte, perché come che insegna Wikipedia, ogni persona che fa parte di una comunità, qualche chat e qualche dunque, dice un strombolo, lo correz. Per cui l'UVD normalmente tra le varie zone furlane che si tabà leggermente differente si capisce in zir perché che altri si dicono le parole in maniera differente. Se io sto tabbaiando ai Cerniei, io direi che Cerniei ha un accento particolare, un po' che io si mi alterai magari per fare doridadis, e contemporaneamente i Cerniei tabbaiandi che da basso, tabbai con le Z come me, che io ci parlo leggermente in zir per come tabai. Queste robe è normale e Wikipedia anda a fare le sue storie grazie a questo meccanismo. Perché duc e van a corresi e di conseguenza uno non può venire fuori tirando fuori strombolozze. Se una popolazione non dà una popolazione con una nuova lingua entrante sufficientemente grande, non cambia le proprie lingue e può impartare dome tecnologie innovative di un settore a un altro per motivi di praticità, per cui le lavatrici io non voglio acciappare disinta al furlan perché non è descritta in che maniera lì,
però le lavatrici è anche qui che lave, per cui una signora che lava ad esempio è una lavatrice. Che net alle void e si superficie net, per cui anche che dimostrazione che le parole sono estremamente articolate. Lava alle grande fare, acqua fare, per cui bisogna fare un lavoro, tanto lavoro con le aghe. E chi sa dimostra continuamente che noi si arriviamo al zero linguistico. Come per studiare il Furlan, Furlan al in che maniera che le basi per poter capire tutte le lingue e ha un valore inestimabile, perché se ho una lingua che è talmente netta, tale la sua costruzione, che andrà a dare un format sul quale si può praticamente fare ragionamento e andrà una qualità come che non strane, automaticamente si attende di fronte a una lingua che non ci permette di capire percorsi di che altre lingue se arriva a capire se che non si dice, facendo un singolo ragionamento. Cioè, se io c'è una persona che di fronte a me sta gesticolando e dice una parola, io tal gesto si di capire le contestualizzazioni, chi se parole le scompone e io arrivo a capire più o meno se che dice. Ad esempio un giapponese mi indica una storia partiare e mi dice tata mi chi me superficie fa, per cui emetto una roba di giora che altre che fa sono a superficie s'accoppiati fatti di qualchidun, per cui omitudis di qualchidun, per cui mi, tata mi. Il mio è presente un po' in tutte le lingue, si va da Sudafrica, ad esempio, per dire, io ho fatto qualche roba, dici mi tu o tassa, Namibia, ad esempio, e uso in parole estremamente curtis. Il mio l'ho utilizzato in inglese, my lord, no? O dammi queste robe, dammi e sono due parole che si sono unite dal tempo e diventa praticamente una unione, però in realtà alle donge fa me chi, cioè hai una roba che tu hai di fare in modo che mi derivi donge a me. E sono tanti errori, tantissimi errori che si sono chattati grazie a chi studi, come e sono errori di deviazione da politiche locali, che si sta da una politica religiosa, che si sta da una politica di dominazione, per fare sì che certi parole vedi un significato più donge ai loro interessi personali. Una le mandi, no? Che lei praticamente mi manda Dio, ti mandi Dio, lo hanno detto in mille maniere differenti, ma le mandi, donge chi. Per cui a lei dassi le man alle fin a lei è un gesto che è estremamente importante, come che il militare al NAS, anche praticamente aveva di alzare il mete, per alzare il mete aveva di fare che lavora qui. E di conseguenza il met di che fa i cavaliers dai tornei, no? Per cui aveva inchiste in bardadore e per alzare faceva così e automaticamente è al NAS il gesto militare. In queste condizioni è chiaro che vengono fuori tante notizie, tante informazioni che fanno sì che una persona dal punto di vista da sua crescita personale diventa praticamente un petardo, cioè arriva a fare tantissimi robi entrando in contesti che sono estremamente differenti dal proprio, imparando le basi per capire una lingua, non dica di parlare perfettamente con le pronunce che canoniche, eccetera, eccetera, perché we ho tutta una serie di maniacs che la dice tutto perfetto come che dicono loro, perché se no non è corretto. Alle che l'italiano che la dice iper perfetta, alle che l'inglese la dice iper perfetta, perché se non sono bravo a sapere iper perfetto ci sono in zio, perché si pensa che sminuendo una persona perché magari sbaglia la comunicazione qualche parola, queste persone praticamente e può di perdere di valore e non dà valore. In realtà non è così, sono persone che sono cogliere comunque, anche se in italiano,
correttamente, un inglese correttamente, mentre sono persone che sono veramente capaci, che magari dall'errore, da difficoltà della comunicazione, e si rendi partendo in discorsi, capisci e alla fine ottieni praticamente dei risultati estremamente interessanti. Io ad esempio, quando andai girato al monte, le robe che mi piacevano di più era affrontare discorsi estremamente complicati in una lingua magari che avevi poche padronanze e arrivante con piccole correzioni di che stava denante a ripartarsi al concesso e diventava una discussione estremamente importante e interessante. Andai conosciuto avvocati in Argentina, andai conosciuto in Sudafrica, andai conosciuto un po' in Zepero del mondo e Chiste mi ha sempre dato l'opportunità, anzi lo conosco bene le loro lingue, di tabagliare con loro e un po' fa esperienza di un lato e un po' anche scambiarmi dei concetti qualitativamente interessanti, qualitativamente alti. Eppure io tabai furlan, o tabai italiano, o disin tabai, no? Per cui arrivi a capirmi a fare un discorso in inglese per comunicare, ma senza lasciare il peltaloffo, arrivi a farlo anche con spagnolo o con altre lingue, però Kist non lo dici che io ho sedi che vedi una domesticazione come quello hai italiano e tra virgolette manco tal furlan perché io facendo gli studi sul furlan ondai già le metriche che è state tra virgolette imposte da regione per un semplice motivo pos le conoscin tanto ne imparare le metriche italiane per cui come si scrivono le lettere per italiano, di conseguenza per far capire bene le parole è più facile trasportarle con una matrice che è già conosciuta invece di stare a un J che non è perché ad esempio le J per noi altri che tabain anche italiano ha una sonorità che è donge da G no? E manco il donge da I eppure si usa il pues da I per cui si tenta a mettere le Jugoslavie, qualcuno le mette praticamente con le J, che non è Jugoslavia non ha nessun senso, però sono altre popolazioni che scrivono con le J, hanno copiato i furlans dai catalans, per essere classe, hanno utilizzato un guru catalan per poter praticamente creare una linearità di scrittura tra le nostre lingue, però creando in una nazione differente da Spagna un paradosso dal punto di vista da capacità di lettura, per cui sono due maniere di scrivere, italiano e furlan, che sono differenti e questo al crea praticamente un sacco di difficoltà, perché quasi imparare l'italiano, per cui sono da sonorità che il italiano sono scritti in una determinata maniera, quasi imparare l'inglese, no? Le A diventa EI e viene di distinto e cambia completamente il rumore no? Di secco sentin rispetto a secco scrivin e rispetto al italiano e rispetto anche al furlan e rispetto anche al catalano e rispetto anche al spagnolo per cui ognuno l'ha fatta sopra strozza e per risolvere tutti questi problemi bisogna ristudiare le modalità IPA di scrittura. Questo non è possibile per tutti perché ha le disegni estremamente pesanti. Però tabagliarlo, il furlan è facile e contemporaneamente permette di poter fare questa scomposizione, arrivare al zero e scoviarsi tanti robis. Io aspetti il 20 di novembre a 10 di mattina in Villa d'Ora, che tabaglieremo praticamente per un par di rutis di tutte queste robe in maniera estremamente più puntuale, con da slide, con da dimostrazioni, con tutta una serie di novità scoparterai anche sul sé che le sta studiato sia durante la scrittura del libro la passo della parola sia dopo e in queste maniere lancerai il print club per poter far sì che il furlan diventi un strumento estremamente interessante per poter capire le logiche di tutte le lingue a livello internazionale. Questo significa poter confrontarsi una di fare un ordine in Cina e al che ha sentito praticamente queste lingue
tonale, che cambia i tonus nelle bande che altre, par disi paraulis ta stessa maniera, ad esempio, so, chiang, 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 no? O via dicendo, che cambia dome il tono, ma vuol dire tutta un'altra roba, chi sta lì è estremamente curioso, estremamente importante, perché quelle matrice che viene detta nelle lingue diventa più facile capire. E diventa più facile anche affrontare una lingua come può essere il mandarin piuttosto che il giapponese, come dite prima, o le lingue degli aborigeni australiani, arrivata a rallentare e a capire il concetto che sta da ora. Una roba fondamentale che addirittura tutti che studiano le lingue italiane si domandano in maniera che vengono i verbi irregolari. Il Furlan finalmente non dare un dogma per dici, il verbo irregolare alle così tu hai ciappata e tu hai mettete al via, oppure no, se è un maschio è ragazzo, se sono da femmine sono ragazze, se sono dai maschi sono ragazzi, se sono da femmine se sono ragazze, se sono femmine se maschio e sono ragazzi, diventano due maschi. Che roba che un caleforese non arriva a capire perché è logiche. Però dentro tal meccanismo da spiegazione da lingue che è venuto fuori proprio con l'algoritmo, che roba che si spiega facilmente e anche qui che l'ha di imparare una lingua difficilissima come l'italiano, perché è estremamente difficile per un straniero, a un certo punto diventa facile di gestire, ma grazie praticamente ai meccanismi che sono dentro dal Furlan. Chi sta lì? Io vi auguro una buona serata e mandi, e alla prossima. Ciao!